della Chiandetti Editore è un prodotto editoriale che esce dal 1977. In realtà già nel 1976 si cominciò a lavorare attorno a questa pubblicazione. Fu un'idea di Luigi Chiandetti, l'editore artigiano e artista, perché ebbe un'intuizione veramente grande, quella di dare al Friuli, che stava rinascendo all'indomani del dopo terremoto appunto del 76, l'idea era quella di dare una pubblicazione che fosse di memoria e che, oltre a essere memoria, potesse avere uno sviluppo anche nel futuro. Fu un'idea indovinatissima, perché poi ci fu uno sviluppo, tant'è vero che dal 1977 a quest'anno 2021 l'Agenda Friulana è uscita con regolarità e continuità. Nel mese di dicembre ogni anno la pubblicazione, che ha una valenza periodica perché è una pubblicazione annuale ma ha anche una sua forza di libro, è sempre appunto uscita con qualità, portando alla luce autori minori e più significativi del nostro territorio, che hanno dato vita a una vera e propria antologia della cultura friulana, dal punto di vista letterario, dal punto di vista della ricerca artistica. Non a caso uno dei primi direttori dell'Agenda Friulana, anzi il primo in definitiva, il numero uno, è stato Giuseppe Bergamini, quindi una voce autorevole nel campo dello studio artistico. Poi l'Agenda Friulana ha vissuto notevoli momenti di espansione, e il momento attuale ci consegna come direttore Lisa Mauro, che è una figura interna all'azienda Chiandetti Editore, quindi contitolare in un certo senso della realtà imprenditoriale Chiandetti, della quale stiamo parlando. Ma al di là, dicevo, della componente artistica e letteraria, l'Agenda Friulana entra anche nel mondo culinario, perché anche questa è una cultura, nell'ambito delle feste e delle tradizioni popolari, con contributi che provengono anche dalla studiosa Andreina Nicoloso Ciceri, con contributi fotografici firmati da Italo Zanier, con notevoli momenti di percezione della storia, della cultura e dell'arte della nostra regione, con particolare attenzione a ciò che succede nelle province di Udine, Gorizia e Pordenone, e quindi in questo senso l'Agenda Friulana è veramente rappresentativa di questi luoghi, nella consapevolezza comunque che questi luoghi sono collegati al Veneto, ma anche alla Slovenia e alla Carinzia, quindi l'Agenda Friulana ha anche una lettura trasversale di carattere internazionale, se lo vogliamo così chiamare. Feste, tradizioni popolari, una attenta rilettura dell'arte, come dicevo, e una percezione della cultura friulana veramente a 360 gradi, non escluso la problematica della lingua. La lingua friulana diventata tale, riconosciuta tale da una legge. L'Agenda Friulana è proprio un parametro della nostra storia ed è un punto di riferimento della storia della nostra regione.